A Vicenza si gioca il derby e al Romeo Menti per noi Vicenza-Verona c'è Massimo Zennaro. Sì, un derby che torna dopo 4 anni con l'Hellas in Serie C. Il derby sarà anche l'esordio in casa per Gigi Cagni sulla panchina del Vicenza dopo il pari a Grosseto. I vicentini in campo per cancellare quello 0 dalla casella dei successi in campionato. Il Vicenza è l'unica squadra a non aver ancora vinto. Di fronte il Verona, buon inizio di stagione ma nelle ultime 3 gare solo 2 punti. La squadra di Mandorlini reduce dalla sconfitta in casa con il Torino. Cagni si affida al 4-3-1-2, Frisoni in porta, Tonucci, Augustin, Martinelli e Bastrini in difesa, Soligo, Paro e Botta a metà campo, Misuraca dietro alle 2 punte, Bruscato e Tulli. Mandorlini risponde con il 4-3-3, Raffaele tra i pali, Abate, Mareco, Maietta e Scaglia il 4 di difesa, Russo, Taxidi, Alfredson a centrocampo, Mancini, Bielanovic e Gomez in attacco, arbitra Giacomelli di Trieste, assistenti Masotti e Melloni. A Vicenza c'è il sole, la temperatura attorno agli 11 gradi, terreno di gioco in discrete condizioni sugli spalti, quasi il tutto esaurito, 10.000 spettatori, la curva nord è tutta giallo-blu, esauriti in poche ore 1.300 biglietti destinati ai veronesi. A Vicenza è massima allerta, allestito un imponente servizio d'ordine, per ora però tutto tranquillo. Studio. A Bari per Bari Empoli Enzo Del Vecchio. Quando un tiro lento in mischia di Vicenza in vantaggio, al 4° minuto, Agustin, Vicenza 1, Verona 0. Torniamo a Vicenza. E qui invece siamo all'8° minuto, il risultato è cambiato, il Vicenza in vantaggio sul Verona per 1-0, in vantaggio i vicentini al 4° minuto, un traversone di Gavazzi dalla tre quarti destra, il pallone verso il secondo palo, ancora il Vicenza, il colpo di testa di Abbruscato, fuori di 1 metro, ottima occasione per il Vicenza. Abbruscato ha fallito una buona opportunità, era all'altezza della linea dell'area piccola, ha colpito abbastanza libero di testa, il pallone è uscito, dicevo, il traversone di Gavazzi dalla tre quarti destra, il pallone sul secondo palo, è arrivato il polacco Agustin, il colpo di testa imparabile per il portiere brasiliano della Verona Raffael. Ad inizio ripresa proprio il cambio nel Vicenza, dentro proprio Gavazzi, l'autore dell'assist per Misuraca. Da segnalare anche la 4ª ammonizione nel Verona, il cartellino giallo a Russo che ha atterrato al limite Tulli che lo aveva saltato. Il Vicenza è partito molto bene in questo inizio ripresa. Al 9° minuto di gioco, Vicenza 1, Verona 0, linea Bari. L'Albino Leffe, proprio l'Albino Leffe in questo istante cambia il giocatore il pareggio del Verona, 33° minuto, Alfredson, Vicenza 1, Verona 1. A voi Vicenza. 35° minuto, Vicenza 1, Verona 1, il pari del Verona al 33°, c'è stata una discesa sulla destra di Abate, il pallone per Gomez in mezzo all'area che ha scaricato indietro per la corrente Alfredson, il tiro di prima Torino in vantaggio, gol di Bianchi, la linea Zennaro. Sì, il pareggio, dicevo, di Alfredson, un gran tiro di prima intenzione, 5 metri fuori dall'area. Il raddoppio della Regina. Sì, dicevo, Alfredson, gran bel tiro dal poco fuori dall'area di rigore, imparabile per il portiere Frison, e il Verona così è tornato sul pari dopo 5 minuti buoni di attacchi ininterrotti, iniziati con il doppio cambio deciso da Mandorlini, in attacco dentro D'Alessandro per Taxidis e Berrettoni per Bielanovic, forze fresche in attacco, e alla fine il Verona ha pareggiato. Siamo al 36° minuto, Vicenza 1, Verona 1, linea Bari. E abbiamo con noi un ospite prestigioso, il commissario tecnico della nazionale italiana Paolo Bettini, con Nibali a 32 km dalla conclusione, 1 minuto e 24 di vantaggio. Ce la farà Bettini, Nibali? Scusa, il 2-1 del Vicenza, scusatemi, il 2-1 del Vicenza al 37° minuto, Abbruscato, quindi Vicenza 2, Verona 1. 42 minuti e mezzo, Vicenza 2, Verona 1, una partita molto intensa, meno di 3 minuti dopo il pareggio di Alfredson per il Verona, il nuovo vantaggio vicentino, una punizione di Paro ancora sul secondo palo, il colpo di testa di Abbruscato e palla di nuovo in rete, 4º gol stagionale per il centravanti vicentino. Immediata però la reazione del Verona che sta ancora attaccando con continuità, c'è stato un traversone da destra, il colpo di testa di Gomez, una via di mezzo tra un tiro e un assist, ancora il tiro molto pericoloso
un tiro da fuori area di Berrettoni per il Verona, la deviazione di Frison in angolo. Descrivevo l'occasione precedente, il colpo di testa di Gomez, una via di mezzo tra un tiro e un assist, la palla indirizzata verso la porta di Frison. Ferrari ha sfiorato il pallone che è uscito di pochi centimetri alla sinistra della porta vicentina. Dall'altra parte molto pericoloso anche la squadra, molto pericolosa la squadra di casa, il break di Paolucci in contropiede, il diagonale da sinistra, palo pieno. 43 minuti e mezzo, Vicenza 2, Verona 1, linea Bari. La squadra di Walter Alfredo Novellino ci prova con Bernardini, il cross, il pallone dentro l'area. È finita Vicenza. Vicenza batte Verona 2-1 e questa è la prima vittoria in questo campionato del Vicenza.